C'entro anch'io, c'entro anch'io. Il leone della Serenissima sopra l'ingresso, il portale d'ingresso del nostro castello, ci suggerisce questo proverbio, questo detto: "Töc i trop i fa mal". Voi lo sapete? Dai che è facile, eh? Milena, di che ti occupi? Sono una maestra della scuola elementare. Benissimo, è a Brescia? Sì, sì, qui a Brescia. Insomma, da soddisfazioni sti bimbi, sono bravi o che cosa? Ma sì, dai, sì. Sono allegri, diciamo che sono vivaci e ci danno sempre qualche gioia e qualche pensiero. Applicatevi bimbi perché la maestra è buona, tanta pazienza, ma quando perde la pazienza la maestra Milena? Sì, sono nota per i miei urli. Nota e note sul registro. Vabbè, ascolta Milena, töci trop i fa mal. Allora, non bisogna esagerare perché quando si esagera poi non è una cosa giusta, non è una cosa positiva per noi, per il nostro fisico. Bisogna non esagerare, insomma. Tutto insomma, c'è qualcosa in cui tu però ogni tanto proprio non sai dir di no. A me piace tanto dormire, quindi io esagero un po' nel sonno quando posso. La classe non si addormenta mai e le maestre hanno gli occhi anche sulla schiena perché quando scrivono la lavagna vedono quello che cade dietro, vero? E sentono tutto. Vedono e sentono tutto. Santa Lucia praticamente, eh? Signora Lorella, proprietaria di questo bellissimo esemplare di levriero, quanto ha questa bestiolina qua? 3 anni. E che si alza, diventa ancora un po' più grande o resta così? No, perché sennò diventa un cavallo. Perché è arrivato cucciolo, sottopeso, ma se cresce ancora un po' non so più dove metterlo, gli metto la sella davvero tra poco. Ma lei cosa ha un giardino dove lo tiene? No, appartamento. Senta signora Lorella, qui si parla di trop, töci trop i fa male, ovvero? Il troppo stroppia, in poche parole. Ciò che è troppo fa sempre male. L'eccessivo non va. È vero, l'eccesso in qua non va mai bene, in tutte le cose, vero? Le cose. Penso Quali proprio. sono le cose che più la preoccupano sugli eccessi? Non ho grossi problemi perché cerco di non eccedere più di tanto. Magari eccedo con i cani, che visto che ne ho 2. Può essere, sì. Il levriero c'ha un fratellino. E lei, questa in parte, la piccolina. Sono tutti e 2 che si sta facendo coccolare. Di nuovo con la signora Silvia. Töci trop i fa mal, Silvia. Oddio, tutti i troppi fanno male. Troppi. Ciò che viene dato in eccesso fa male. Proprio così? Beh, sì. Tendenzialmente quando si eccede poi non è mai la cosa giusta. Allora, un parere da mamma, moglie e un parere medico sul troppo, prego. Troppi sì, ovviamente fanno male coi figli, troppi no, coi figli fanno male perché poi non si capisce più che cosa si può fare. E E da medico? medicina, troppi dolci, troppi fritti, siamo in periodo di dolci e fritti e direi che troppo fa male. Troppo, beh, tu qualche troppo lei se lo concede, Silvia? Sì, non sarei così se no. Ma che così che è informissima, è pure simpatica, grazie gentilissima. Töci trop i fa mal, tutti troppo fanno male, in italiano diciamo anche il troppo stroppia, oppure insomma si sa che ogni eccesso poi è negativo e può fare del male, attenzione quindi, arrivederci.